Chiediamo semplicemente regole chiare e definitive sull'omologazione degli autovelox per poter continuare a lavorare con strumenti pienamente legittimi, trasparenti ed efficaci, ovviamente a tutela dei cittadini e della sicurezza delle nostre comunità. Lo esprime senza se e senza ma il sindaco di Thiene, in rappresentanza di tutti i sindaci dei 17 comuni afferenti al consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino, che guidano una popolazione complessiva di oltre 116.000 abitanti. Hanno sottoscritto una lettera indirizzata al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, missiva in cui mettono in luce, relativamente alle normative legate all'omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, una situazione di incertezza normativa che di conseguenza andrebbe a ripercuotersi sull'incertezza operativa per i comuni e per le polizie locali. Sottolineano gli sforzi e gli investimenti messi in campo negli anni sul territorio proprio per rafforzare la sicurezza stradale attraverso il monitoraggio dei tratti esposti alle criticità, sulla prevenzione degli incidenti e sulla tutela dei cittadini che le percorrono. Chiedono pertanto al Ministro che si definiscano quanto prima i contorni del quadro normativo legato agli autovelox e al loro utilizzo.